Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi giovedì 8 settembre. Contrariamente a quanto indicano le linee guida sui rischi dell'accumulo di grasso addominale, un operaio della ditta Boccato Ascensori di Rosolina probabilmente si è salvato, o quanto perlomeno ha avuto conseguenze meno gravi facendo i debiti scongiuri, grazie proprio alla sua corporatura in discreto sovrappeso. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in una palazzina di Calle San Giacomo, mentre gli addetti della Boccato stavano operando nella buca di un elevatore che serve un unico piano. Il cinquantenne caposquadra si è calato nella buca per poter operare. L'impianto avrebbe dovuto essere senza energia e quindi in modalità off, ma invece, per motivi che al momento sono al vaglio dello Spisal, la pedana ha iniziato a scendere comprimendo l'uomo, che era sopra una scala, tra la schiena e il ventre, con la pedana che premeva sulla schiena e la parte superiore della scala sul ventre. Fortunatamente il collega più giovane, assunto da pochi mesi, alle grida del collega non si è perso d'animo e ha praticato una manovra che ha fermato o comunque ridotto la pressione. All'arrivo dei vigili del fuoco, arrivati prima dei sanitari del SUEM, l'uomo era in piedi al telefono, apparentemente illeso, salvo un ematoma e un po' di sangue all'altezza dell'ombelico. Con incidenti di questa tipologia il protocollo sanitario prevede l'ospedalizzazione in centri specializzati e l'uomo è stato portato in elicottero a Mestre. Al momento della pubblicazione di questo servizio non sono note le sue condizioni di salute, si spera che non ci siano organi interni compromessi per questo almeno parziale schiacciamento. Ieri pomeriggio, presso la sede del Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, la presidente Elena Boscolonata ha presentato l'evento che si terrà nelle giornate del 17 e 18 settembre prossimi. A Chioggia ci sarà il campionato italiano di tiro con la balestra antica da banco, giunto quest'anno alla sua 36esima edizione, un evento nato sulla scorta della Marciliana, promosso immediatamente dal Consorzio. Matteo Bellemo, che partecipa come voce ormai da anni sulla diretta Rai durante il Palio della Marciliana, ha ricordato che la rievocazione storica appena conclusa è giunta alla sua 32esima edizione, sottolineando l'importanza dell'evento che nel 2021 si è svolto, circoscritto al solo palio, su richiesta della stessa Rai. L'edizione di quest'anno ha riscosso un grande successo con un eco internazionale. Con questi presupposti, il Comitato Palio della Marciliana, con i suoi circa 500 figuranti, ha cercato di portare nella nostra città il campionato italiano, che era già approdato a Chioggia nel 2007. 12 squadre nazionali e quindi 12 delegazioni che giungeranno a Chioggia per sfidare la nostra squadra. Sabato 17 settembre dalle 17 da Piazza Vigo inizierà il corteo storico con i balestrieri e i nobili delle varie delegazioni. Il corteo si concluderà in Piazza Duomo dove inizieranno le sfide. Domenica 18 il torneo si sposterà all'Isola dell'Unione, dove la sfida partirà con i tiri di prova la mattina e il tiro a squadra il pomeriggio. La giornata si concluderà tra le musiche, le danze e l'intrattenimento presentato da tutte le città sfidanti. Per il pubblico ci saranno tribune da cui assistere agli spettacoli. Si tratta di un evento che a turnazione può giungere una volta ogni decina d'anni, un evento quindi da non perdere. Il presidente del comitato della Marciliana, Sandro Nordio Balestrieri, ha sottolineato il sostegno della città e ha ringraziato il consorzio che ha sostenuto l'iniziativa fin dall'inizio, finanziando l'organizzazione dell'evento stesso. Le città partecipanti ricordano ancora con piacere l'accoglienza ricevuta nel 2007 nella competizione Chioggia è il borgo collocato più a settentrione. Il comitato sta lavorando da dicembre per la realizzazione dell'evento. Bernardo De Ambrosio, balestriere nel direttivo dei comitati marciliani e dei balestrieri, ha descritto le particolarità del torneo che si svolgerà nel pomeriggio di domenica. Un torneo che è stata una gioia organizzare a Chioggia, città che ha quel quid in più riconosciuto da tutti.
Francesca Pinelli, a nome dell'Associazione Federalberghi, ha voluto elogiare il lavoro fatto dai volontari della Marcigliana, che con il loro entusiasmo riescono a portare ovunque la tradizione medievale della nostra città. Nel torneo Chioggia in 2 occasioni si è fregiata del titolo di campioni italiani, nel 2004 a Iglesias e nel 2006 a Castrocaro Terme, salendo sul podio anche per un argento e 3 bronzi, uno dei quali nel 2007 giocando in casa a Chioggia. Quest'anno la squadra clodiense si sta allenando per portare in città il terzo oro. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Una scenetta un po' surreale si è svolta giorni fa in un supermercato del centro storico di Chioggia. Un uomo sui 40 anni è stato sorpreso alla cassa dalle addette mentre cercava di portarsi via una serie di confezioni di affettati che aveva in qualche modo celato sul fondo della borsa dove aveva riposto gli altri articoli alimentari. Mentre numerose persone erano in coda alle casse, è nata una breve ma accesa discussione con la direttrice che con voce alta invitava l'uomo ad andarsene e a non tornare più. E l'uomo che cercava di abbozzare una difesa sostenendo che stava per riporre le confezioni sul piano della cassa. Ma evidentemente, vista la reazione di tutto il personale, si trattava di una vecchia conoscenza, tanto è vero che ad una contestazione della direttrice ha esclamato «Ma è stato 2 anni fa!», provocando l'ilarità dei presenti. Sì, ho rubato, ma è stato 2 anni fa, praticamente un'implicita ammissione di colpevolezza. L'uomo alla fine si è allontanato a borse vuote, borbottando un «che figura mi fate fare in mezzo a tutta la gente». Purtroppo in tutti i supermercati, tutti, gli addetti devono porre la massima attenzione in quanto i furti avvengono frequentemente, anche da parte di persone apparentemente insospettabili. Non è noto se si tratta di furti causati da un effettivo bisogno o da altre motivazioni. Dai media appare evidente che si tratta di un fenomeno in crescita che, oltre a causare perdite importanti alle attività, mette i dipendenti dei supermercati in una situazione di disagio assolutamente non giusta. Per oggi, giovedì, giorno di mercato a Chioggia, il centro decentrato della Protezione Civile del Veneto prevede fenomeni intensi in tutta la regione, quali forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate. Le piogge previste saranno anche consistenti. Fino alle ore 20 si prevede l'allerta arancione, rientrando progressivamente. Per venerdì una coda di questa perturbazione potrebbe continuare a persistere. Vista l'esperienza passata, i banchi del mercato giungeranno certamente a Chioggia, ma staranno molto allerta, pronti a cogliere i primi segnali per tirare su tutto e caricare il furgone. I danni che sono costati loro 3 settimane fa sono ben incisi nella loro memoria. Colti alla sprovvista dal maltempo, sono stati molti quelli che hanno visto persa merce per migliaia di euro. Sicuramente staranno ad ascoltare se qualcuno di competente suggerirà loro di prendere armi e bagagli e andarsene verso casa il prima possibile. Meteo Brollo, che le previsioni le azzecca con frequenza, sulla sua pagina Facebook avvisa di fare attenzione soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. Il caldo di questi giorni, afferma, non ha fatto altro che alimentare gli eventuali temporali che potrebbero scatenarsi.
riguarda invece un'altra cosa fondamentale, è la filiera, cioè l'interfacciarsi, avere una linea diretta insomma con il governo, comunque con il Parlamento. Riusciresti a mantenere anche questo? Ma allora, io sinceramente ho avuto un ruolo di capogruppo di commissione, per cui ho già sperimentato quello che vuol dire rapportarsi non solo con quelle persone del centro-destra, ma anche fatto parte di un governo nazionale, per cui anche con gli altri partiti. Per cui credo di aver fatto una sperimentazione di palestra che pochi hanno fatto. In più qui abbiamo una filiera importante, ma veramente è una filiera non sulla carta, è una filiera che vuol dire che a fronte di qualsiasi problema, anche confronto per fare delle scelte, molto facilmente ci si alza il telefono, ci si parla, ci si incontra e tutto viene nel modo più naturale, perché questa è la politica. Pertanto posso dire, ma lo dico anche a chi ascolta, Roma, il parlamentare che va a Roma è lontano se il territorio non lo cerca e se il parlamentare non cerca di ascoltare il territorio. Io credo di essere entrata in sintonia, almeno dal punto di vista operativo, con questa città. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente all'interno del territorio nazionale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 8 settembre, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!